Ciao a tutti, sono Chiara, educatrice del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna. Mi trovo nella sala Terre Emerse, circondata da piante e animali. Oggi vi propongo un esperimento di chimica che parte da un pennarello e arriva all'interno di una foglia. Utilizzeremo infatti la tecnica della cromatografia su carta. Ma che foglia possiamo utilizzare per questo esperimento? Possiamo cercarla in un prato o in un giardino. L'importante è che sia morbida e sottile. Ad esempio, può fare al caso nostro la foglia di questa pianta. La piantaggine. Eccoci pronti per l'esperimento. Ci serviranno alcol a 96 gradi, un bicchiere in vetro, un foglio di carta bianco, un coltellino in plastica, un pennarello verde e uno nero, una forbice e le foglie di piantaggine che abbiamo raccolto prima. Prendiamo il foglio di carta e ritagliamo delle striscioline larghe circa 1 centimetro, 1,5 centimetri, non troppo lunghe. A questo punto disegniamo ad una estremità, a circa mezzo centimetro dall'estremità stessa, una striscia di colore nero e una striscia di colore verde. Prendiamo l'alcol, ne versiamo un po' all'interno del bicchiere, non ne serve tanto, lo avviciniamo a noi, poi prendiamo una delle due striscioline, la pieghiamo circa a metà e facciamo in modo che pian piano tocchi l'alcol, in questo modo qui. Per fermarla possiamo piegarla schiacciandola un po' intorno al bordo del bicchiere e lo stesso facciamo con la strisciolina nella quale è segnata la riga di colore verde. A questo punto dovremo aspettare qualche minuto. Durante questo tempo cosa succede? Succede che la carta per capillarità assorbe l'alcol, il quale trascina con sé le diverse componenti dei colori. Adesso prendiamo la nostra foglia di piantaggine, un'altra strisciolina di carta ed un coltellino di plastica. Come prima, a circa 1 centimetro da un'estremità, appoggiamo la foglia e con il retro del nostro coltellino la grattiamo in modo che rilasci tutto il suo pigmento verde sul foglio. Non preoccupiamoci se la foglia si rompe perché poi non ci servirà più. A questo punto, ottenuta la nostra riga verde, prendiamo il bicchiere con l'alcol ed esattamente come abbiamo fatto con i pennarelli la pieghiamo circa a metà e pian piano appoggiamo l'estremità in cui c'è la riga di colore verde sul pelo dell'alcol. La fissiamo al bordo del bicchiere e aspettiamo qualche minuto. Ecco il risultato finale. Vedete che nel colore verde si sono separati i due pigmenti che lo compongono, il giallo e il blu. Invece nel colore nero si riconoscono il rosso e il blu e infine, osservando la strisciolina della foglia, riconosciamo un pigmento di colore verde chiaro e uno di color marrone. Questi corrispondono a due tipi diversi di clorofilla, che è la sostanza che dà proprio la colorazione verde alle foglie.